Buongiorno, Focus, bollettino cultura erbacee, aggiornamento che continuerà a dare il resoconto dei risultati ottenuti nella stagione 2022 nelle previsioni concernenti la difesa integrata. Ci concentriamo oggi sulla problematica delle note, la previsione della formazione del quarto stadio, il primo che fa danno, delle note Bisomoro, Agrotis Y, Agrotis Segetum principalmente. Le previsioni, che si basano sulle catture delle trappole a ferormoni e sullo studio dei venti da sud che viene fatto da ARPAV, che collabora molto attivamente alla predisposizione del bollettino, hanno indicato come finestra per la formazione del quarto stadio il periodo 10-13 maggio per quanto riguarda il Veneto centro-occidentale e il periodo 14-17 maggio per il territorio del Veneto orientale. Ovviamente abbiamo fatto dei riscontri nei periodi indicati dal modello, indicati con qualche giorno di anticipo dal modello, per eventualmente intervenire in modo tempestivo per controllare le pullulazioni di queste note eventualmente presenti, onde evitare un danno economico alle culture. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che il danno c'è stato in diversi appezzamenti, guardando soprattutto mais e sorgo nel nostro caso, però questo danno, l'incidenza delle piante con danno da notue, che è ben distinguibile dal danno di altri insetti del terreno, è stato normalmente inferiore al 5% delle piante che abbiamo osservato, normalmente largamente inferiore, 0,5-1-2%, quindi non vi era necessità di fare un intervento di emergenza con insetticidi. Il periodo in cui abbiamo trovato le prime larve di quarto stadio è stato quello indicato dal modello, ne abbiamo trovate anche dopo, nel periodo della seconda metà di maggio, e anche inizio giugno, ma abbiamo cominciato a trovare le larve di quinto, sesto e talvolta anche settimo stadio, come il modello prevedeva. Quindi anche per il 2022 il modello di previsione della comparsa del quarto stadio delle note per intervenire tempestivamente solo se e dove e quando serve ha dato dei buoni risultati. Alla prossima!